Malgrado i primi segnali di disgelo, la Russia continua con le imponenti esercitazioni militari. L'Ucraina, stretta tra la minaccia russa e l'allarmismo occidentale, tenta di sopravvivere economicamente alla crisi. Nell'est del vecchio continente la tempesta energetica fa galoppare i prezzi, soprattutto dei carburanti e degli alimenti. In Austria moltissimi comuni hanno costruito sistemi di riscaldamento che usano il legno come carburante rinnovabile. In Albania la crisi del Partito Democratico, opposizione di destra, si è trasformata in una violenta faida interna. Do you have good trip? Very good. Qualche primula sta bucando l'inverno dei rapporti diplomatici tra l'Occidente e la Russia. Le imponenti manovre dell'esercito di Putin a un passo dai confini ucraini e quelle della flotta del Mar Nero sono minacciose. La visita del cancelliere tedesco Scholz a Kiev e Mosca però sembra aver prodotto i primi frutti, con alcune timide aperture da parte del Cremlino. Il governo di Kiev, inascoltato, da settimane lamenta che il troppo allarmismo di fatto sta facendo gli interessi di Putin. I ripetuti, insistenti annunci dello spionaggio britannico e statunitense sull'imminente invasione russa dell'Ucraina non si sono avverati. Il panico indotto da questi annunci ha però innescato un pesante deprezzamento della valuta ucraina e allontanato da Kiev gli investitori esteri. Aldo Ferrari, docente a Ca' Foscari, non crede che Putin abbia intenzione di invadere l'Ucraina. Come molti altri analisti, però, condivide la paura di possibili incidenti. Ma cosa ha indotto Putin a rischiare impegnando 130.000 militari in 3 mesi di manovre? La Russia teme di avere la NATO con la sua forza straripante alle proprie frontiere. È già avvenuto negli anni 90 e poi con l'ingresso nel 2004 anche delle repubbliche baltiche. Non vuole che l'Ucraina entri nell'alleanza atlantica, ma invadendola non ne trarrebbe alcun vantaggio, perché nel migliore dei casi, dopo una guerra che comunque sarebbe cruenta, si avvicinerebbe, occupando l'Ucraina, ulteriormente alle frontiere dei paesi che fanno parte della NATO. Purtroppo in politica si fanno anche azioni non razionali. Nella storia potremmo fare tanti esempi, dalla prima guerra mondiale alle guerre jugoslave degli anni 90, che una loro razionalità non l'avevano, ma questo non ha impedito lo scoppio di conflitti terribili. Il popolo russo appoggerebbe un'invasione dell'Ucraina? I russi sono educati in maniera patriottica, sosterrebbero evidentemente questa guerra, ma lo farebbero senza gioia e senza partecipazione affettiva, a differenza di quanto è avvenuto nel 2014 con l'annessione della Crimea, che è un territorio che per i russi è semplicemente tornato a casa. Invadere l'Ucraina, combattere contro gli ucraini con i quali i russi hanno 1000 legami storici, culturali, etnici, spesso familiari, non incontrerebbe di sicuro il favore della maggioranza della popolazione russa. Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию. Un risultato geostrategico Putin però lo ha conseguito. A 2 anni dall'inizio delle proteste contro Lukashenko, la Bielorussia è saldamente schierata con la Russia. Le manovre delle forze armate russe si stanno svolgendo anche in territorio bielorusso. I consiglieri di Putin, inoltre, controllano di fatto le forze armate, la polizia e i servizi segreti di Minsk. Mentre parliamo di Ucraina, esiste la possibilità di un'annessione russa della Bielorussia? Annettere forse no, non ancora almeno, ma sicuramente Lukashenko ormai è completamente dipendente dalla Russia, si sostiene contro la maggioranza della popolazione grazie all'appoggio di Mosca e questo appoggio lo sta ripagando in vari modi. Per esempio ha riconosciuto l'estate scorsa, dopo tanti anni, l'annessione della Crimea alla Russia, oppure sta sostenendo lo sforzo delle attività militari russe con una certa convinzione e una certa eloquenza. Sicuramente la Bielorussia di Lukashenko in questo momento non può che essere vicina alla Russia ed è probabile che sarà sempre più così nei prossimi mesi. Le proteste e le rivendicazioni del movimento democratico a Minsk per il momento sembrano non interessare a nessuno, né a est né a ovest. La sua vita da ormai 5 anni è in Ucraina.
Claudia Bettiol, giornalista in Italia per un breve periodo di ferie, avrebbe già dovuto rientrare a Kiev, ma ha ricevuto un messaggio dalla Farnesina. La invitano a non farlo. Consigliano agli italiani di tornare e comunque restare in Italia se possibile, perché la situazione è abbastanza brutta, insomma non si sa cosa accadrà. Sono 30 con l'Italia gli stati che invitano i propri cittadini a lasciare l'Ucraina. Non credono nella de-escalation. Chi vive nel paese però ha una prospettiva diversa, spiega Claudia Bettiol. In Ucraina la guerra c'è già da 8 anni sul fronte del Donbass. Per questo l'atteggiamento nei confronti della crisi è molto diverso che in Occidente. La preoccupazione c'è, il punto è che è diversa perché gli ucraini sono abituati a convivere con la guerra da ormai 8 anni, quindi ovviamente hanno un sentimento diverso nei confronti di quello che sta succedendo con la Russia. Vista da Kiev, la crisi internazionale si mescola inestricabilmente alla crisi interna, lo scontro in atto fra il presidente Volodymyr Zelensky e gli oligarchi innanzitutto. A novembre il presidente ha controfirmato la legge anti-oligarchi approvata dal Parlamento di Kiev, una legge che cerca di mettere sotto controllo i magnati ucraini, la loro capacità di influenzare i media e la politica, di limitare un potere che in Ucraina, non diversamente che in Russia, proviene in gran parte dal controllo delle fonti e dei flussi dell'energia. Il principale magnate ucraino è Rinat Akhmetov e lui è considerato il re del carbone perché è lui il proprietario di tutte le miniere di carbone che soprattutto si trovano verso i territori orientali dell'Ucraina. Sono loro a determinare i prezzi, ad esempio del gas, del carbone, dell'energia, e sono loro a manipolare anche gli investimenti che molto spesso vengono ovviamente da fuori e sono molto molto importanti per l'Ucraina, e adesso appunto con questa situazione di crisi l'Ucraina rischia di perdere gran parte degli investimenti stranieri, perché ovviamente un investitore straniero adesso non ha assolutamente interesse a portare soldi in Ucraina. Il grande pacchetto di de-oligarchizzazione voluto dal governo, il processo per alto tradimento contro Petro Poroshenko, magnate ed ex presidente dell'Ucraina dal 2014 al 2019, accusato di aver sostenuto organizzazioni paramilitari nell'est del paese, le pesanti sanzioni imposte contro l'oligarca Viktor Medvedchuk hanno provocato la formazione di un fronte oligarchico contro il presidente ucraino, aprendo la strada a un confronto ad alto rischio fra Zelensky e gli oligarchi, molti dei quali sono molto vicini alla Russia. La maggior parte degli oligarchi ucraini ha comunque moltissimi legami con la Russia. La maggior parte di loro è cresciuta comunque nella fine degli anni 80, inizio anni 90, quando l'Ucraina era ancora molto vicina alla Russia e si sono fatti strada grazie comunque alla Russia. Quindi i legami ci sono e sono abbastanza evidenti anche. Ad esempio è il caso di Viktor Medvedchuk, che è un altro dei principali oligarchi ucraini, che è stato sanzionato a inizio anno per quanto riguarda l'appartenenza di alcuni canali televisivi molto pro-russi, principalmente, quindi filorussi, e lui è il padrino della figlia di Putin. Un duro scontro interno, quello fra governo e oligarchi, che difficilmente si spegnerà con il ritiro dei carri armati di Mosca dal confine. Inflation is likely to remain elevated for longer than previously expected, but to decline in the course of this year.
Per la presidente della BCE Christine Lagarde, l'inflazione rimarrà elevata più a lungo del previsto, ma la Banca Centrale Europea non innesterà meccanismi di correzione per non mettere a rischio la crescita che alla fine dell'anno dice dovrebbe attestarsi al 4%, questo nella zona euro, ma a causa dei rincari energetici, approvvigionamento delle materie prime, crisi sanitaria, nonché le recenti tensioni geopolitiche, l'inflazione galoppa nelle economie meno strutturate al di fuori dell'Eurozona. In Polonia, dove a dicembre ha raggiunto il picco più alto degli ultimi 20 anni, il governo ha deciso di tagliare drasticamente l'IVA del 15% su elettricità, gas e bollette delle famiglie fino a marzo, quando sulla fine dell'inverno i consumi inizieranno a calare. Una buona notizia per slovacchi, cechi ma anche tedeschi che si costringono a lunghe ore di coda al confine per rifornirsi di carburante, generi alimentari a prezzi convenienti. Un litro di benzina costa circa 36 corone nella Repubblica Ceca, 28 in Polonia. Quantità consentita 20 litri a veicolo, ma alle frontiere i doganieri devono intensificare i controlli per evitare il trasporto illegale di combustibile, oltretutto con grossi rischi per la sicurezza. Dopo una lunga coda davanti ad un supermercato di Alupki, il risparmio su beni di largo consumo, medicinali e alimenti è di oltre un terzo, dice questa signora che da settimane oramai attraversa il confine dalla Cechia, dove a gennaio l'inflazione ha raggiunto quasi il 10%, era poco più del 6 a dicembre. Anche qui un picco che non si toccava dal 98, trainato dai prezzi di case, acqua, gas, elettricità e carburanti, con inevitabili ricadute sul comparto industriale. La storica fonderia Benes nel distretto di Tabor nell'ultimo anno ha visto letteralmente raddoppiare la bolletta energetica e combattuto non poco per riuscire a rimodulare i contratti con i clienti e ripartire gli oneri. Nell'Europa centrale l'aumento dei prezzi è stato più forte che nel resto del continente, anche a causa di un mercato del lavoro estremamente rigido. La regione sta affrontando le stesse pressioni inflazionistiche del resto d'Europa, ma deve fare i conti con una forte crescita salariale e tassi di disoccupazione tra i più bassi dell'Unione. Il gruppo ceco Madeta ha dovuto aumentare come mai prima i prezzi dei suoi prodotti caseari nell'ultimo mese. Siamo stati colpiti dal rapido aumento dei prezzi dell'energia e di altri costi di produzione come i materiali di imballaggio, il carburante, i servizi e la forza lavoro e per questo motivo siamo stati costretti ad aumentare i nostri prezzi in media del 10% da gennaio. È possibile che circa la metà dell'attuale balzo del tasso di inflazione sia dovuto all'aumento dei costi aziendali. Questi motivi e i loro effetti porteranno probabilmente a un ulteriore aumento quest'anno. Secondo le nostre prospettive, l'inflazione sarà vicina al 10% e poi potrebbe iniziare a rallentare in modo significativo solo nella seconda metà dell'anno. Un tasso di inflazione molto vicino al 10% per il 2022 è la previsione anche della Banca Centrale della Romania, dove l'aumento insostenibile dei costi energetici sta facendo diventare non più redditizia l'industria pesante dell'alluminio, con licenziamenti e conseguenti proteste sotto la sede del governo. Due forni che raggiungono temperature oltre i 1000 gradi. Servono a scaldare l'acqua che attraverso una rete di tubazioni raggiunge i termosifoni delle case. Siamo a Hall, 15.000 abitanti, cittadina storica del Tirolo, una delle prime ad adottare il teleriscaldamento su vasta scala. Credo che gli abitanti siano tutti molto contenti. In passato si scaldava con l'elettricità o le caldaie a gasolio. Il teleriscaldamento è molto più pratico, non c'è bisogno di controllare i serbatoi, basta impostare la temperatura e il caldo arriva. La centrale di teleriscaldamento di Hall è proprietà del comune. Viene alimentata a legna, una risorsa rinnovabile, ampiamente disponibile e più conveniente dei combustibili fossili. Attualmente il prezzo della legna da ardere aumenta perché nell'edilizia c'è molta richiesta di questo materiale. Ma considerato sul lungo periodo il prezzo tornerà a scendere, orientandosi su un valore medio.
prezzo della legna varia, ma senza le oscillazioni che si vedono attualmente per il gas o il gasolio. Per scaldare un appartamento di 120 metri quadrati e inoltre rifornirlo di acqua calda per usi domestici, la bolletta arriva a 1.300 euro l'anno. In più, la società che gestisce l'impianto di teleriscaldamento fornisce anche la manutenzione. Un nostro reparto si occupa della manutenzione della rete di teleriscaldamento di Hall. Quando i clienti ci segnalano malfunzionamenti, le squadre di tecnici sono pronte ad intervenire per riparare eventuali danni. Uno dei vantaggi degli impianti di teleriscaldamento rispetto alle caldaie condominiali è che si possono controllare molto meglio gli inquinanti emessi dalla combustione, ossidi di carbonio, di azoto e polveri sottili. Le polveri sottili sono molto problematiche e richiedono un sistema complesso per essere abbattute. Noi abbiamo installato filtri che funzionano con elettrodi ad alta tensione, capaci di estrarre le polveri dai fumi facendole precipitare. 15 anni di vita sono già tanti per un impianto come questo. I piani per i prossimi anni prevedono di aggiornare la tecnologia e aumentare la capacità dell'impianto. Abbiamo in progetto di rinnovare l'impianto, in particolare di potenziare i 2 forni alimentati a legna. Così aumenteremo di circa 1/3 la loro capacità e forniremo ad ancora più clienti energia prodotta con combustibile rinnovabile e sostenibile. Attualmente si allacciano all'impianto circa 60 nuovi clienti all'anno. Si prevede che entro il 2030 tutti gli edifici del comune di Hall saranno serviti dal teleriscaldamento e tutti i camini delle case avranno smesso di fumare. Le porte sfondate, gas e lacrimogeni per disperdere la folla. Sono i militanti del Partito Democratico, quelli fedeli al leader storico di centrodestra Sali Berisha, che tentano di entrare nella sede principale del partito a Tirana, dove si trova Lusin Basha, il presidente del partito eletto nel 2013, circondato da delegati e parlamentari e protetto dagli agenti della polizia antisommossa intervenuti sul posto. È l'8 gennaio. A far esplodere così violentemente la crisi che spacca in due il principale partito di opposizione al governo albanese è la decisione di Lusin Basha di escludere dal gruppo parlamentare del PD il leader storico Sali Berisha, dopo che il segretario di Stato americano Antony Blinken lo ha dichiarato persona non grata, vietando a lui e ai membri della sua famiglia l'ingresso negli Stati Uniti perché inseriti nell'elenco di funzionari coinvolti in atti corruttivi. Tutto falso secondo Berisha. Zero. Che denuncia per diffamazione il segretario di Stato Blinken presso il Tribunale Correzionale di Parigi, spiegando di aver scelto la Francia come paese neutrale. E intanto prova a riprendersi il Partito Democratico, attaccando il suo ex delfino, ora principale avversario. Prima della manifestazione degenerata in una sommossa, Berisha aveva convocato un congresso che aveva votato per la rimozione di Basha, il quale, non riconoscendo l'esito del voto, aveva convocato a sua volta un altro congresso con il quale la spaccatura del PD è diventata definitiva. Secondo Berisha, dietro questa vicenda ci sarebbero il premier socialista Edi Rama e George Soros, il filantropo americano di origine ungherese che finanzia alcune ONG nei paesi balcanici per sostenere la democrazia e lo sviluppo della società civile. Dopo anni di collaborazione, Berisha si oppone ad alcuni progetti. George Soros è diventato il promotore dei cambiamenti dei confini dei territori tra Kosovo e Serbia, vecchi progetti degli anni 90. Io sono opposto. In merito alla spaccatura con il capo del PD, Berisha spiega. La Procuratura di Stato in Albania ha cominciato una procedura penale contro Basha per riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. Il riferimento è a un fondo di $500.000 che sarebbero stati donati al Partito Democratico dagli albanesi in America. Questo dossier è stato utilizzato dall'ambasciatore per far pressioni al Basha di sbarazzarsi il partito di Berisha. Basha ha accettato questo come un ostaggio.
Contattato, Luzin Basha non ha voluto replicare. Al suo posto Agron Jekmarkai, vicepresidente del Parlamento. Berisha ha 30 anni che ha dominato la vita politica dell'Albania, ha dato quello che doveva dare e ha preso quello che doveva prendere. È stato premier, è stato presidente, ha 78 anni e la politica continua, la vita continua. E questa ambiguità non fa bene né al Partito Democratico, neanche l'esperienza politica del Paese. Bisogna liberarci di questa ambiguità e essere un vero e proprio leader che Basha lo è.